Signore e signori, qui al salotto Ciao, ciao a tutti. Cobalto, benvenuti, welcome. Ciao. Grazie. Benvenuti. Allora, stasera diciamo vi abbiamo in una versione totalmente inedita. Sì. Intanto siete un gruppo, come dire, con questa formazione giovanissimi, ma insomma con questa formazione qua in particolare giovanissimi. Vabbè, rispetto a me, dico, sai, io non so media, capito? È facile come no. Lo sfruttiamolo. Dicevo, però stasera siete senza il batterista. Siamo senza il batterista, che salutiamo. Salutiamo Matteo. Così, ciao Matteo. Capito? Perché gli è preso, diciamo, c'è un po' di influenza, quindi Sì. sarà lì che ci segue in streaming, perché noi siamo sempre in streaming, poi andremo su Radio Flash, Trick Track, siamo sempre qui dal Lab, però diciamo a volte, come dire, non tutto il male viene per nuocere, possiamo sentire queste vostre canzoni che noi soprattutto, anzi vi presento a questo punto anche ufficialmente il nostro tecnico RVM di questa sera, abbiamo qui Ray Martino. Ciao. Che ci segue, ormai e salutiamo anche Danilo Samà, che invece è il nostro tecnico, diciamo, dall'alto di Bruxelles, che anche lui ci segue, e dicevo mi ha fatto scoprire queste vostre canzoni che hanno insomma, delle belle melodie, una bella armonia, e quindi diciamo si possono gustare come se fosse, vabbè, sono in studio, togliamo un attimo la batteria, sentiamo proprio queste canzoni come sono. Esatto. Ecco, le mettiamo giù così, come fosse uno speciale, no drum. Ma infatti diciamo così, l'abbiamo fatto apposta, cioè abbiamo proprio pensato, no, non è vero, abbiamo dovuto farlo per forza questa mattina. Ma sono le cose migliori, è stato così un incontro. Adesso non ce ne abbia il batterista, però lui, diciamo, vi suona da casa. Sì, lui, ma è collegato, no? Suona proprio. Vi suona da casa. Noi però questa sera le ripresentiamo così, no drum, come fosse, diciamo, una cosa quasi di tabacco. E signori e signori, loro sono i Cobalto. Grazie. Ho preso casa sulla tangenziale, la mattina io non riesco a dormire. Cazzo, a Milano c'è un casino infernale, ma l'ho fatto per te. Ora che il sole mi asciuga la faccia, ti penso con addosso solo la mia giacca. Mia madre dice ti sei trascurato e mi chiede di te. E non importa, è un'ossessione la tua gonna corta. Tu fai l'indiano ed io il cowboy. After sex, non parliamo di ex. Sigaretta a piedi nudi, fuori c'è il diluvio universale. After sex, un vinile dei Clash. Siamo naufraghi in un mare di lenzuola, giorni da inventare. Che una volta facevamo le 6, adesso la domenica pranzo dai tuoi. Tuo padre dice sono uno sfigato e si chiede perché. Io e te, così com'è. Ma in quale parte del mondo mi sono innamorato di te? E non importa, vorrei soltanto morderti la lingua. Fai di me quello che vuoi. After sex, non parliamo di ex. Sigarette a piedi nudi, fuori c'è il diluvio universale. After sex, un vinile dei Clash. Ti risvegli piano piano, io che suono e tu ricominciamo. Spegniamo i riflettori, le luci del mattino e noi sotto il cuscino. Tu che scendi piano, io con gli occhi chiusi ti disegno con la mano. After sex, un vinile dei Clash.
siamo naufraghi in un mare di lenzuola, giorni da inventare. Grazie. Grandi, Cobalto, questa sera devo dire avete conquistato, oltre che Gigi che ormai è saluto di fisso, ma è una cosa importante, c'è anche Margiotta, che non so se adesso voi avete il piacere di conoscerlo, ma è un DJ importantissimo che tra l'altro, se non sbaglio, questo venerdì sarà protagonista qui di Canzonissima, che è la tua serata, diciamo, quella sulle canzoni italiane, e credo che stia apprezzando molto. Poi grazie. Vi scambiate, diciamo, gli indirizzi Facebook, non so, molto volentieri adesso, certo, perché Margiotta guarda che ti fa dei remix che poi vanno sulla BBC, ha fatto delle cose del genere, dei remix che vanno sulla BBC, che potrebbe anche essere uno sbocco del vostro mercato. Dove vi piacerebbe andare a suonare a un certo punto nella vita? a BBC. Alla BBC, proprio lì. E allora chiamatemi quando Guarda andate, che caso. se andate alla BBC, che portate però anche me, che ci vengo anch'io. Va bene, ci allora, manca giusto un batterista, quindi se vuoi no, vabbè. no, figurati, ci mancherebbe. Tornerà. Anzi, lo salutiamo. Fatti sentire, Mareo. Ciao Mareo, facciamo un una applauso a Mareo che sta patendo tantissimo a casa. Immagino. Anche perché voi, diciamo, arrivate da esperienze diverse. Io mi ricordo, anzi mi avete ricordato di un gruppo che si chiamava Eridania, se non ricordo, no, ho sbagliato. Infatti non ho ricordato. Forse lui, no, Vabbè, non mi ricordo niente, ragazzi. No, vabbè, ma però ricordatemelo voi, ricordatecelo di che cosa avete fatto prima, perché uno dice ma è possibile che hanno fatto solo questa cosa qua del Cobalto? No, avete fatto no, cioè, no, ci mancherebbe. No, sì, arriviamo da esperienze diverse, questa è una nuova formazione in realtà, ma prima noi ci chiamavamo Entropia. Che poi più o meno siamo Cos'è lì. che Titania hai detto? No, Titanio, vabbè, Eridania, che poi è lo zucchero quello in bustina. Forse quello di che forse comunque è meglio. Un po' di zucchero. Con un po' di zucchero la pillola va giù. Questo, ragazzi, non c'è verso di fare altrimenti. Allora, no, però come dire, io adesso mi sono un po' perso, però sono delle canzoni che non si possono ancora sentire perché sono praticamente gli inediti, a parte una che adesso non so se la fate adesso. Che è questa. Facciamo Vedi? ora. Poi sembra tutto buttato lì, invece ci sono i tempi, questi sono i tempi televisivi, perché questa canzone, signore e signori, si chiama Fuori Gioco, sì. E loro sono Cobalto. Beh, chi la sala può cantare questa? Qualcuno in sala? Se... Uno. Siamo quelli chiusi in macchina, con le canzoni nel telefono, che quando parte Battisti cosa ne sappiamo noi di quei dischi degli anni 70. Siamo quelli all'università, dopo gli esami ci vediamo al bar, che non avremo mai un lavoro fisso, ma alla fine riusciremo a sposarci lo stesso. Cos'è cambiato da 10 anni fa? Che il tempo viaggia a 2 velocità. E allora corri come Forrest Gump in fuorigioco di 1 metro basta poco. In acrobazia senza anestesia, che non succede niente, un viaggio a luci spente, con un'idea in testa e l'indirizzo in tasca. Siamo quelli che scendiamo in piazza, a volte per alcolizzarci e basta. Ma ora dimmi cosa ne possiamo, tanto siamo quelli che vorremmo ma non postiamo. Se me lo chiedi quanti anni mi dai, faremo figli prima dei 36. Siamo in attesa del miracolo, ma quante volte ho cercato un modo per dimenticarti. A volte penso di spaccare il mondo, di ricominciare palla a centrocampo, di fare gol all'ultimo secondo in fuorigioco di 1 metro basta poco. In acrobazia senza anestesia, che non succede niente, un viaggio a luci spente,
con un'idea in testa e l'indirizzo in tasca, ma tanto poi alla fine gli anni passano lo stesso e non ci penseremo più a tutte quelle cose che col tempo abbiamo perso, alla verginità, alla maturità e a quanto fa paura vivere senza rischiare di essere in fuorigioco. Di 1 metro basta poco. E se la vita è un gioco siamo in fuorigioco, una scommessa persa, una finale vinta, con un'idea in testa e l'indirizzo in tasca. Grazie. Il cobalto, belle canzoni comunque, belle canzoni, e anche questo modo di fare, come dire, a due voci, che è tipico, come dire, dei Beatles, ma che ha anche una lunga tradizione italiana. Diciamo, Sì. Adesso noi vorremmo poi fare, così facciamo anche pubblicità, non so se ci riusciremo, una puntata di Canzonando con i ricchi poveri, perché in effetti Certo. si sa bene chi ha copiato tra i ricchi e poveri, e gli ABBA, che vengono un po' snobbati, ma come gruppo guarda che vocali sono eccezionali. Sì, sì, vocalmente Solo che sì. ci vuole una cantante adesso. Voi non ce l'avete una cantante adesso? Ma Matteo, Sempre Matteo, è sempre il batterista, batterista, che a casa per quello. Perché sta. Va bene, allora abbiamo detto questo era invece l'unico brano che si può sentire Sì. sulla rete, perché state lavorando quindi a un EP, a un album, Sì. a un'altra uscita. Diciamo, non sappiamo se il prossimo sarà il prossimo singolo. no, non si sa ancora, si sa siamo ancora. ancora in fase decisionale. Ci stiamo scontrando contro... No, Sì, ma scherzo. perché Però- siamo affezionati, credo, a tutte le nostre Sì, canzoni. è difficile. Che sono, sì, siamo tutti allo stesso modo e quindi stiamo valutando quale dare alla luce, un po' come se fosse, no? Sì, È chiaro, un è chiaro. parto. Esatto. È sempre un po' così. Ma lo è effettivamente. È sempre un po' così. Quindi diciamo nel giro di 9 mesi comunque dovresti venire Sì, fuori questo album. uno ogni 9 mesi, piano piano, Piano tutto piano. esce fuori. Piano piano ce la fa. Ma penso che in primavera comunque un nuovo singolo, un nuovo video lo butteremo fuori. Sì, Sì, assolutamente. Va bene, e invece la prossima canzone come si intitola? quindi dipende quante ne facciamo ancora, perché potremmo Guarda, decidere. ragazzi, mica c'è problema. Secondo me se ne facciamo un paio. Possiamo farne potremmo- ancora un paio, sì. Sì, Ci stiamo. Perché se il Possiamo pubblico è fare- d'accordo, So, non chiediamo a se- voi, se- possiamo se farne- no, il pubblico c'è. Sì. Allora facciamo il pezzo dei 4 più difficili in assoluto da fare senza la batteria. Esatto. Così li prepariamo, no? Che si chiama Non ti sopporto. Non ti sopporto. Sì. Sì. Questo è un pezzo che è proprio difficile da fare senza la batteria. Senza, Sì. Con la batteria è bellissimo, senza la batteria è difficile. Però stasera vogliamo fare questo numero particolare, soltanto per voi, qui al salotto, il cobalto, senza la batteria. Sarebbe incredibile se batteste le mani, tipo, perché così diventa di nuovo bello. Senti com'è meglio. Senti che non manca più la batteria, guarda. No, Bravi. approfittane. Sai, oggi ho comprato quel bel quadro che è dipinto tutto a mano, quello con le rose rosse che volevi tu. Ti ho comprato un bel divano che mi è costato lo stipendio di 2 mesi di lavoro, ma tu mi dici, sai, io me ne torno dai miei, questa casa mi sta stretta, tu non fare quella faccia, non ti sopporto più. E guarderemo una fotografia, tutto questo prima che tu vada via, rifaremo l'amore almeno 4 volte di fila.
e guarderemo quello che rimane della nostra storia che se ne va a puttane. Rideremo insieme ancora l'ultima notte, stanotte. Sai, oggi ho buttato via il tuo quadro e ho preso una mia chitarra, quella con le righe rosse che volevi tu. Ho corso pure per mezz'ora nel parco sotto casa e ho visto la vicina che mi dice: ehi, ma cosa pensi di fare? Da solo come un cane ti rimetti a suonare, non ti sopporto più. E guarderemo una fotografia, tutto questo prima che tu vada via. Rifaremo l'amore almeno 4 volte di fila e guarderemo quello che rimane della nostra storia che se ne va a puttane. Rideremo insieme ancora l'ultima notte, stanotte. Non ci vediamo più. Sul tuo divano dormo solo e guardo la TV. Mi piacerebbe ancora averti accanto e litigare per chi vince X Factor. E guarderemo una fotografia, tutto questo prima che tu vada via. E rifaremo l'amore almeno 4 volte di fila e conteremo quello che rimane della nostra storia. Grazie. Cobalto, Grazie, Cobalto. troppo buono. E questo era il brano difficile da fare senza la Sì, batteria. Perché è sì, tutto, sì. tutto, 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 tutto pulsante. Però devo dire che il pubblico è stato generoso. Comunque vi ha stato accompagnato, Grazie, siete stati generosi. soprattutto molto diciamo bello. nello starting, che è il momento più difficile, invece c'era tutto za, za, za. Benissimo. E speriamo quindi di avervi dato, come dire, qualche nuova vibrazione per questo lavoro che state facendo, perché sicuramente, come dire, sono pezzi coinvolgenti, pezzi che insomma speriamo di risentire presto, insomma, adesso Prima possibile. Adesso diciamo io per seguirvi cosa bisogna fare? Bisogna andare sul Facebook, Sì, c'è tutte- Company, Instagram, quelle robe lì. Esatto, cioè tutti i social possibili e immaginabili. Cioè, ma tutti. bisogna Sì, mettere- tutti proprio. Sì, tutti, ma proprio tu. sono No. 2. che sono Facebook, Che sono e Facebook Instagram. e Instagram. Cioè Snapchat non sappiamo. No, vabbè, YouTube non è un social. YouTube è un social, Comunque sì, sì. siamo anche su YouTube. Snapchat no. E Twitter, Però c'avete un Twitter video su no. YouTube, adesso Abbiamo un lavoro. video, qualche video live, qualcosina, Sì. vabbè, ma poi uno si iscrive e le cose arriveranno, lo Esatto. assicuriamo. E- Però Facebook e Instagram E Dado su Tinder. è dato su Tinder, esatto. Un applauso a Dado, cercatelo nelle vicinanze. Una È la scelta, cosa che va meglio quella. le socialiste, diciamo. Esatto. Bravo. E vabbè. No, tutto, dicevo, YouTube c'è il video, quindi se volete il video di Fuorigioco che è uscito da poco, ed Sì. è appunto il singolo, il primo singolo, Come no? andatelo a Bravo. vedere. Consigliatissimo, andatelo a vedere, anche e soprattutto per gli amanti dei Beatles e delle camicie, diciamo, cashmere, è una cosa che diciamo adesso forse un po' hanno riportato in auge però certi romani che fanno rap, mi sembra, ma adesso non vorrei sbilanciarmi su robe di moda di cui non ne so veramente nulla. Qual è invece il prossimo brano? Ma quindi cos'è questo qua? L'ultimo brano che Sì, fa? questo è l'ultimo, poi vi salutiamo. Ragazzi, l'ultimo brano. L'ultimo brano. No, ma non ne abbiamo più in realtà, no, scherzo. Vabbè, che cosa avete con che Tommy. firma? Allora, questo pezzo si chiama Tommy. Ci siamo molto affezionati. Come Perché... il film quello lì? sì, no. No. Sì, no. Smi? Sni, se vuoi. Io ci ho provato. È il pezzo più che abbiamo scritto, diciamo, più tempo fa. Sì, perché un ha già sacco di qualche tempo. annetto e quindi è il pezzo a cui
siamo forse più legati a livello, no? Come Sì. se fosse Tommy, come se fosse qua con noi, insomma. Ma tra l'altro lo suonavamo già quando eravamo in Ridania. sì, esatto. Se non vado errato. Beh, allora, questo qui è il pezzo stipite che Esatto, il pezzo capito? capostipite. Allora ascoltiamo il pezzo stipite dei Cobalto che si chiama appunto, Tommy. Tommy. Ho visto Tommy suonare nel bar dietro casa. Giulia serviva da bere a nessuno. La sua chitarra nuova color verde mare lo aiuta a sentirsi diverso, migliore. Le ha detto che vorrebbe portarla a ballare in quel localino sul mare, dove la notte si sente la gente cantare. Non si fermano più, la vita è confusione, ti dà tregua soltanto se inizia ad urlare. Tutta la notte così, insieme a respirare, ma è già tardi per Giulia che attacca alle 9. Lei ha promesso con gli occhi felici e il cuore in gola che l'amore migliore non muore. Li ho visti in centro tenersi per mano e guardare grandi vetrine a colori e le cose che in fondo non possono avere. Non si fermano più, la vita è confusione, ti dà tregua soltanto se inizio ad urlare. Tutta la notte così, insieme a respirare, ma è già tardi per Giulia che attacca alle 9. Insieme a respirare, li ho visti soli tenersi per mano e tornare nel loro mondo normale, con un mezzo sorriso guardarsi e fischiare. Grazie. Cobalto, grazie Grazie a mille. voi. Grazie a voi. Grazie davvero dell'opportunità. Grazie. Grazie, un grosso in bocca al lupo. Ringraziamo tantissimo anche gli altri artisti, Alessandro Casalis e De Basker, che sono intervenuti questa sera. Voi che siete venuti qui al Lab, alla parte tecnica Matteo Martino, Danilo Samà, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre qui al Lab. Adesso la sigla non c'è, ma qualcosa